Presidente, ci dica qualcosa. Cosa, cioè, Tutti a Gemma Grill, cosa salve devo dire? Presidente! Sono molto contento perché il 3-2 dopo il 2-0 del primo tempo nessuno si aspettava diciamo, un risultato del genere. Devo dare merito a una prova di carattere da parte dei nostri giocatori, questo lo devo dare. Il primo gol purtroppo è stato un'ingenuità del portiere, va bene. Però qua mi scusi se la interrompo. Diciamo anche una parola a favore del portiere, perché aveva il sole sugli occhi e il terreno che non permetteva un controllo. Sono cose che possono succedere, nessuno sta giudicando il portiere per un errore che ha fatto, però hanno avvantaggiato gli avversari, questa cosa. Il Portogruaro oggi non ha mai mollato, ha dato, come diceva lei, la prova di carattere, quello che io volevo. Oggi siamo stati insieme tutto il giorno con i ragazzi, per cui sì, come stavo dicendo, siamo stati tutto il giorno con i ragazzi per cercare di creare un ambiente buono, perché secondo me la squadra c'è e i risultati arrivano sicuramente. Allora questi sono 3 punti non pesanti, pesantissimi, sì. Perché come con la Fossaltese Fontanella era una diretta concorrente ed è ancora una diretta concorrente. Aver vinto oggi era importantissimo, sì. E questo ci fa un po' respirare. Adesso andiamo a sentire. Un'altra cosa importante è che domenica col Gruaro ci sia pieno tutto lo stadio, perché abbiamo visto che incitando i nostri giocatori loro reagiscono. Lì sarà un'altra battaglia, perché anche il Gruaro ha bisogno di punti. Bene, allora andiamo a sentire il mister e intanto ci godiamo questa vittoria. Grazie.